ci dà, ci dice lei quando siamo Sì, le do il via. Ah, perfetto, perché manda la diretta. Bene, un saluto a tutti e tutte per questa conferenza stampa. È una conferenza stampa molto importante perché vuole raccontare un po' le novità per il 2025 del nostro gruppo consigliare Europa Verde. Ringrazio per la presenza intanto il collega Andrea Zanoni, il portavoce nazionale deputato Angelo Bonelli e la capogruppo alla Camera di Europa Verde Luana Zanella. Ringrazio anche la presenza del nostro coportavoce di AVS, scusate, perché il nostro gruppo consigliare è Europa Verde, il gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra. E ringrazio per la presenza Enrico Bruttomesso come coportavoce regionale, che assieme a Luana Zanella appunto svolgono questo ruolo. Oggi vogliamo diciamo, toglierci un po' dalla narrazione di queste settimane, che si concentra solo sul destino elettorale della nostra regione e sembra solo che dipenda da un'unica persona, da questo nostro Presidente della Regione che vorrebbe fare il quarto, quinto, sesto mandato. Ecco, noi stiamo invece in questi mesi anche del mio insediamento come capogruppo di Europa Verde, che succede alla nostra ex consigliera Cristina Guarda e adesso europarlamentare, invece si concentra fortemente sulle evidenze della nostra regione, che è una regione, ricordiamo, tra le più inquinate in Europa. Abbiamo l'aria che è irrespirabile, l'acqua inquinata, l'acqua che dobbiamo bere, il nostro terreno che è una nostra fonte di sussistenza che è inquinato. È una regione che ha consumato fortemente il proprio suolo e lo sta continuando a consumare con opere anche di dubbia utilità, che sta investendo fortemente in infrastrutture, in nuove strade, anche se in realtà gli investimenti per queste opere, per queste infrastrutture vanno contro una lungimiranza, una visione lungimirante del futuro rispetto a un altro modello di mobilità. Vediamo nella nostra regione aumentare la povertà, addirittura la povertà assoluta, ci sono tante famiglie che non hanno nulla. Vediamo invece diminuire fortemente la spinta economica, vediamo che l'economia è in grossa flessione anche per politiche passate sbagliate. Nello stesso tempo vediamo grossi problemi nel sociale, vediamo una regione che anche nell'ultimo bilancio abbiamo visto che decide di indebitarsi per fare delle infrastrutture e per fare nuove strade. Nello stesso tempo ci rendiamo conto in questi mesi anche di collaborazione stretta con i consiglieri di minoranza, ci rendiamo conto che la sanità del Veneto è una sanità che non gode di buona salute. Ecco. Per questo oggi con questa conferenza stampa noi vorremmo parlare soprattutto di politica, vorremmo parlare dei temi che sono fortemente importanti per il nostro gruppo consigliare Europa Verde, vorremmo dare una visione differente, alternativa, lungimirante, sostenibile, legata al concetto di ecologia integrale che a noi sta tanto a cuore, ma soprattutto vogliamo dare una grande notizia, un'importante notizia che anch'io come capogruppo del gruppo consigliare ho accolto con grande entusiasmo, perché la nostra squadra di Europa Verde si allarga e raddoppia l'impegno, per cui nei prossimi mesi che ci porteranno alla prossima sfida, al prossimo impegno elettorale, questa squadra diciamo, sarà sempre più impegnata per portare una visione, per portare un'attenzione, una visione della nostra regione che sia differente e che vada verso un'alternanza più che mai necessaria. Per cui a questo punto do la parola al collega Andrea Zanoni, che accolgo con grande entusiasmo. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, sono felice di annunciare la mia adesione ad Europa Verde.
Sono onorato di poter annunciare che oggi entro a far parte di Europa Verde e di aderire al gruppo Europa Verde in Consiglio regionale del Veneto. Oggi sono partite le comunicazioni ufficiali per formalizzare questa mia nuova appartenenza. Ringrazio per le importanti e autorevoli presenze qui a Palazzo Ferrofini, il segretario nazionale di Europa Verde, l'onorevole Angelo Bonelli, la capogruppo alla Camera, l'onorevole Luana Zanella, amica e compagna di vecchie e sicuramente nuove battaglie in difesa dell'ambiente e contro la caccia, il collega Renzo Masolo, con il quale in questi pochi mesi dal suo arrivo in Consiglio regionale abbiamo potuto collaborare e lavorare fianco a fianco condividendo numerose battaglie e iniziative. Enrico Burtomesso, co-portavoce di Europa Verdi del Veneto, con il quale condivido anche la passione dell'agricoltura biologica. Per me si apre una nuova fase politica e di vita importantissima, anche in prospettiva delle elezioni regionali di fine anno, che ci vedranno impegnati nel complesso obiettivo di conquistare la regione e porre fine alla drammatica amministrazione Zaia, che ha ridotto il Veneto regione fanalino di coda per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. Mi riferisco al consumo del suolo, all'aria e all'acqua inquinata, che ricordava adesso Renzo Masolo, e i conti pubblici, che sono minati da una fallimentare gestione della superstrada pedemontana veneta. Questa è una scelta di coerenza con quelli che sono i miei valori di sempre, che si rispecchiano pienamente nel programma politico di Europa Verde. Nel mio percorso politico ho sempre avuto come valori costanti quelli della tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e della biodiversità, dell'aria, dell'acqua, del suolo, della difesa dei più deboli, degli animali compresi, della legalità. Questioni come quelle della lotta al consumo del suolo, della difesa della biodiversità e fauna selvatica, delle spese per le armi, mi hanno fatto riflettere a lungo e guidato nel prendere questa importante decisione di cambiamento, sempre in piena coerenza con i miei valori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il recentissimo voto del Parlamento italiano sul condono edilizio del Salva Milano Sala, valido su tutto il territorio italiano, un condono gravissimo, e sottolineo gravissimo, che dà il via libera anche con effetto retroattivo alla grande speculazione edilizia, soprattutto nei centri abitati, già sin troppo soffocati da cemento e asfalto. Un condono dalla portata gravissima che premia chi ha agito nell'illegalità, la grande speculazione edilizia, i soliti affaristi, dando un calcio alla legalità e a chi, cittadini, imprese, amministrazioni comunali, operano nel rispetto della legge. Per non parlare poi dell'attacco alla qualità della vita dei cittadini già martoriati da traffico, smog, rumore. Un condono che ha visto coalizzarsi il voto dei partiti di destra e centrodestra con quello del Partito Democratico. Un rospo per me impossibile da ingoiare, soprattutto in considerazione delle mie battaglie vecchie e nuove contro il consumo del suolo, prima da attivista e volontario ambientalista, poi in Parlamento europeo e ora in Consiglio regionale. In merito al consumo del suolo mi hanno profondamente amareggiato anche le scelte locali di amministrazioni dove il Partito Democratico ha la maggioranza. Mi riferisco alla decisione di Padova sul centro commerciale della Lì, con la cementificazione di altre decine di migliaia di metri quadri di terreno, alla decisione di Verona della Marangona con la realizzazione di un polo logistico, un polo produttivo e parcheggi con ulteriore consumo del suolo in una delle aree agricole più importanti della città, ma anche la scelta di Treviso sul quarto lotto della tangenziale, che andrà a rovinare l'ultima campagna agricola del comune di Treviso. Com'è possibile fare le giuste battaglie in Consiglio regionali contro le leggi della Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia che consentono più consumo di suolo, che concedono deroghe di ogni tipo ai pochi limiti di cementificazione del suolo, che consentono la realizzazione di ulteriori capannoni per poi utilizzare nelle amministrazioni comunali queste stesse norme per cementificare ancora di più? È una cosa insostenibile, è mancanza di coerenza, nonché motivo di confusione e delusione per gli elettori. Questa è una mancanza di coerenza che ho sollevato ripetutamente in più occasioni, nelle diverse sedi e ai vari livelli del Partito Democratico, senza ottenere risposte. Tutto ciò accade in Veneto, dove abbiamo 11.000 capannoni vuoti, 500.000 di case sfitte e un cronico primato nazionale di consumo del suolo, che ogni anno ci vede immancabilmente primeggiare nella classifica stilata dall'ISPRA.
Bisogna essere coerenti anche sulla tutela della biodiversità. Per leggi come quelle passate in Consiglio regionale, quelle sul piano faunistico venatorio e quella recentissima sugli appostamenti di caccia agli uccelli migratori, doveva esserci il voto contrario di tutti i consiglieri di opposizione, con particolare riferimento al partito maggiore, cosa che non si è verificata con inspiegabili voti di astensione. È stato un voto contrario mancato, nonostante gli stessi ministeri di Ambiente e Cultura, nonché delle soprintendenze locali, ne avessero addirittura evidenziato l'incostituzionalità. Ha pesato moltissimo anche l'azione politica tenuta alla Camera dei Deputati nelle commissioni competenti, dove il Partito Democratico è arrivato a presentare e sostenere degli emendamenti utili a demolire le già insufficienti tutele della fauna selvatica per accontentare le continue richieste della lobby della caccia. Parlo degli stessi emendamenti presentati da Lega e Fratelli d'Italia. La stessa cosa vale per la questione del declassamento dello status di protezione del lupo. I vertici del PD in Commissione Agricoltura e Ambiente si sono affrettati a esprimere soddisfazione per il declassamento di questa specie importantissima per il ruolo ecologico che ha nell'ambiente in cui vive. Una specie che va gestita con una serie di azioni non cruente che prevengano le predazioni, azioni già da tempo note agli addetti ai lavori, evitando inutili uccisioni evocate dal mondo venatorio più estremista che conosciamo bene soprattutto qua in Veneto. Europa Verde coerentemente in linea con le normative comunitarie, per voce soprattutto e non solo della qui presente onorevole Zanella, si è sempre impegnata per contrastare e condannare questa deriva venatoria. Europa Verde inoltre si è occupata di un tema a me molto caro, proponendo il ripristino del corpo forestale dello Stato o di un corpo simile, dopo l'imperdonabile e grave errore, e lo abbiamo visto nel territorio, della sua chiusura durante il governo Renzi. Non posso inoltre tralasciare la sparizione delle tematiche ambientali dei 5 punti programmatici lanciati recentemente dalla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Tra i 5 punti manca la tutela dell'ambiente, la tutela della biodiversità, la difesa del suolo dalla cementificazione e dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria, che nella nostra regione sono tra le più inquinate d'Europa. Non si può tralasciare la questione ambientale, soprattutto in Italia, dove i recenti fatti dell'Emilia-Romagna e quelli più o meno recenti del Veneto, mi riferisco al tornado della Riviera, del Brenta, alla siccità, a Vaia, all'acqua grande a Venezia, alle grandinate dei chicchi giganti senza precedenti, ci dicono che l'ambiente è una priorità, che la lotta ai cambiamenti climatici è strettamente collegata all'economia, al lavoro, alla qualità della vita dei cittadini ed è cruciale per i giovani e le nuove generazioni. Eventi come quelli di queste ore della California, dove un clima impazzito ha portato alla distruzione di più di 12.000 strutture, tra cui molte case, la morte di ben 16 persone, danni economici superiori ai 20 miliardi di dollari, 153.000 persone sfollate, 36.000 ettari di terreno trasformati in cenere, migliaia di animali morti, ci dicono chiaramente quale deve essere la priorità delle agende dei vari governi a tutti i livelli. Che questi temi siano stati spariti praticamente dall'agenda del maggior partito di opposizione è preoccupante. Infine, anche le scelte europee hanno pesato molto sulla mia decisione, come il voto a favore di Fitto come commissario europeo, il voto della von der Leyen, che ha sdoganato l'estrema destra in Europa, il voto in Parlamento europeo a favore della risoluzione per la revoca delle restrizioni sull'uso delle armi occidentali in territorio russo. Ritengo invece coerente e cristallina la posizione di Europa Verde, che ha votato contro Fitto e la von der Leyen e ha espresso forte preoccupazione per l'escalation del conflitto Russia-Ucraina, sostenendo che l'uso delle armi dell'Europa in territorio russo potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, aumentando il rischio di un conflitto più ampio. In sostanza, mi sento pienamente partecipe all'azione politica di Europa Verde, rafforzata dalla valida alleanza con Sinistra Italiana. Cito la giustizia sociale e la giustizia climatica, che si traducono ad esempio nella battaglia contro il ponte sullo stretto, un inaccettabile sperpero di denaro pubblico, nella sensibilizzazione sulla crisi climatica, che produce danni economici e sociali anche nel mondo imprenditoriale, nella proposta di tassare l'accumulo di ricchezze e gli extraprofitti bancari per contrastare l'abbassamento dei redditi erosi dall'inflazione. E poi plaudo alla posizione netta sulla guerra, sul non riarmo, sulla condanna dello sterminio di civili in corso a Gaza, ovvero sul genocidio in atto di civili e bambini, sul frenare l'escalation degli stanziamenti in armamenti. In politica, soprattutto al giorno d'oggi, dove la disaffezione alla vita civile, sociale e politica dei cittadini è a livelli allarmanti, serve essere chiari, serve coerenza, serve dare una visione di alternativa alla destra chiara e netta.
Dobbiamo dare speranza di cambiamento, soprattutto alle giovani generazioni, che pagheranno salatissimo il conto dell'inerzia della politica sui temi della crisi climatica e della giustizia sociale. Dobbiamo ottenere la fiducia di quella maggioranza di cittadini disaffezionata alla vita politica e sociale che sta crescendo sempre di più e che non va nemmeno più a votare. Ci sono situazioni veramente drammatiche e molto allarmanti che abbiamo potuto registrare soprattutto nelle ultime elezioni. Dobbiamo ottenere appunto questa fiducia e questo fenomeno potrebbe rappresentare un inizio di una malattia inguaribile per la nostra democrazia. Ma per fare tutto ciò serve essere credibili e la credibilità la si ottiene con il duro lavoro, ma soprattutto con la coerenza. Ecco perché in questa mia nuova casa lavorerò e lavoreremo per un Veneto e per un'Italia migliore. Una casa con la quale condivido anche la questione etica in politica. Europa Verde infatti prevede per statuto del gruppo consigliare l'adesione automatica dei propri consiglieri al codice etico del Consiglio regionale. Adesione che finora avevo dato invece come singolo consigliere. L'etica in politica è fondamentale e il mio augurio resta quello di vedere tutti i 50 consiglieri aderire a questo codice, non solo 6 consiglieri come purtroppo accade oggi. Approfitto per ringraziare che nel Partito Democratico a livello locale mi ha supportato e lavorato insieme fino ad oggi. Spero di poter continuare a collaborare con loro anche se in un contesto diverso per il bene comune. Continuerò a battermi con rinnovato impegno e entusiasmo affrontando questioni anche spinose e guardando sempre al bene comune. Finora non mi hanno fermato minacce e atti intimidatori intervenuti negli anni e anche recentemente, perciò il mio impegno per il bene comune ne uscirà rafforzato ulteriormente. Ricordo infine le questioni emergenti in Veneto sulle quali come Europa Verde ci aspetta un importante lavoro sul territorio e in Consiglio regionale. Il collega Masolo ne ha citate alcune, ne voglio citare alcune che sono le stesse e anche altre. Il consumo del suolo, soprattutto in considerazione dei diversi poli logistici da centinaia di migliaia di metri quadri alla volta che soprattutto in questi ultimi mesi stanno nascendo come funghi grazie anche a un vuoto normativo regionale molto preoccupante. Una nuova legge sull'edilizia urbanistica approvata dalla Commissione Ambiente e in arrivo a breve in aula, sulla quale dobbiamo lavorare per affrontare la questione della rigenerazione urbana in considerazione degli 11.000 capannoni vuoti e del 500.000 di residenze sfitte ormai senza valori di mercato perché vecchie e porre fine al consumo del suolo eliminando un elenco interminabile di deroghe dell'attuale legge veneta. Misure utili alla prevenzione e lotta ai cambiamenti climatici con il rilancio delle rinnovabili in Veneto, un piano serio finanziato per la prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, sostegno concreto per le comunità energetiche, la mobilità elettrica, lotta all'inquinamento dell'aria e dell'acqua in considerazione dell'epocale inquinamento del FAS e del cronico inquinamento dell'aria che anche in Veneto crea malati, migliaia di morti premature ogni anno. Sostegno dell'agricoltura biologica e contro i pesticidi che vedono oggi il Veneto in cima alla classifica delle regioni italiane per il loro utilizzo. Veneto che oggi è l'ultima invece delle regioni italiane nella classifica dell'agricoltura biologica in termini di superficie coltivata. Poi lotta al disboscamento causato da politiche sorpassate per far spazio a nuovi vigneti e soprattutto al prosecco, una anche in questi giorni. Maggiore tutele per la fauna selvatica che oggi è minacciata non solo dal consumo del suolo, pesticidi e cambiamenti climatici, ma da continue leggi regionali utili solo a far sparare sempre più i cacciatori. Una nuova norma sugli animali d'affezione. Oggi è fermo da anni nei cassetti della competente commissione consigliare un progetto di legge che mi vede come primo firmatario per rinnovare, pensate, una legge vecchia di 31 anni. L'istituzione della commissione statutaria di garanzia, che salvaguardi le prerogative delle minoranze, troppo spesso calpestate e non riconosciute, con la discussione del progetto di legge che mi vede come primo firmatario, tenuto fermo da anni dal centrodestra nei cassetti della Commissione. Lotta all'illegalità e corruzione con maggior contrasto alla mafia, oggi purtroppo radicata in Veneto, e il dovuto finanziamento delle rispettive leggi. Lotta al caporalato e rafforzamento delle politiche sulla sicurezza sul lavoro, fenomeni che colpiscono duramente il Veneto. Siamo la regione dove è stato istruito il primo processo con relative condanne per il reato di caporalato. Difesa della sanità pubblica, oggi in grave crisi per mancanza
di medici, infermieri, risorse che portano al taglio del decadimento dei servizi, vedi pronto soccorso intasati, oltre 500.000 di venti senza medico di medicina generale, liste di attesa sempre più lunghe, la questione della sicurezza sul lavoro. Questa mattina alle 8 ero a un sit-in davanti al Tribunale di Treviso per la nona udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti, un ragazzo di 21 anni morto per la caduta di carichi sospesi, sul quale appunto c'è questo processo. Il tutto in una situazione dove in Italia abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, le pensioni da fame e trasporti pubblici insufficienti che impediscono ai più, per quanto riguarda la sanità, di rivolgersi alla costosa e rampante sanità privata. Serve poi monitorare le grandi opere, i folli progetti in via di approvazione e nuove irrazionali cementificazioni e attacchi al nostro territorio, come la pista da bob a Cortina, le casse di espansione sul Piave, a Ciano del Montello, che eliminerebbero un intero sito, pensate, dei 500 ettari di rete Natura 2000, la diga del Vanoi, la peggiore delle risposte a un tema vero e drammatico come la siccità, il quarto lotto della tangenziale di Treviso che minaccia l'ultima campagna del comune di Treviso. Poi dobbiamo lavorare sul monitoraggio e denuncia dello scandalo della superstrada pedemontana veneta. Il disastro economico che ha causato buchi da centinaia di milioni nel bilancio regionale che grava su sanità, trasporti pubblici, servizi di cittadini. La sua nuovissima galleria di Malo è già da riprendere per mano perché si è manifestata addirittura una cascata d'acqua che mette in pericolo la circolazione stradale. In conclusione, sono pronto a lavorare con coerenza, passione e determinazione nella famiglia di Europa Verde per affrontare le sfide che ci attendono, dare speranza a chi crede nella politica come strumento di cambiamento e costruire insieme un Veneto e un'Italia migliore. Grazie ancora a tutti. Allora, ora la parola a Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Parlamento. Grazie Renzo Masolo, grazie Andrea Zanoni. È del tutto evidente che per noi è un grande momento questo, perché il gruppo consiliare si rafforza, anzi raddoppia, come è stato detto, il proprio impegno e la propria presenza in questo Consiglio regionale. Un Consiglio regionale che necessita, per tutti i problemi che sono stati ampiamente illustrati, in particolare dal consigliere Zanoni, che non sto a ripetere, necessita di un rinverdimento, perché evidentemente nemmeno all'interno di un'opposizione che diciamo non è così forte e potente anche a causa dei regolamenti restrittivi, quando è del tutto evidente che sarebbe necessario invece, come diceva Zanoni, la valorizzazione dell'opposizione, perché senza un'opposizione forte è evidente che una maggioranza non riesce neanche a avere misura, orientamento e migliorare le proprie politiche, se non modificarle. Ecco. E da questo punto di vista noi riteniamo che invece il Veneto necessita di una transizione in senso ecologico, non soltanto perché lo prevede anche la normativa europea, il fatto che tanti investimenti siano stati diciamo a disposizione della nostra regione e che non sono invece stati opportunamente orientati con il PNRR. E proprio sia diciamo la forma mentis di chi governa sia le scelte politiche sono andate casomai a rafforzare il vecchio modello di sviluppo piuttosto che passare ad un'altra modalità di produzione, di consumo e di vita stessa, che necessita, perché a fronte dei disastri che anche nella nostra regione abbiamo vissuto e sperimentato, noi abbiamo la necessità di cambiamenti radicali e urgenti. Ecco, quindi Andrea Zanoni ha esposto punti che coincidono con il nostro programma.
della passata legislatura e che ovviamente aggiorneremo, attualizzeremo per le prossime elezioni, e credo che la nostra campagna elettorale che faremo convintamente come Alleanza Verdi e Sinistra si orienterà in maniera ancora più convinta e attrezzata per affrontare una sfida che sarà sicuramente decisiva per la nostra regione e non solo. Ecco, quindi io mi limito a queste considerazioni, avremo modo di approfondire e di precisare anche in itinere la nuova collaborazione con Andrea Zanoni, che come è stato detto è un vecchio ambientalista e un amico di vecchia data e che ora si unirà a noi in una sfida decisiva. Ecco, ora la parola ad Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, che chiuderà il cerchio. Innanzitutto grazie dell'invito. Innanzitutto grazie Andrea per la tua scelta, una scelta che noi accogliamo positivamente, che va a rafforzare il progetto politico ecologista verde in Italia, che si colloca dentro l'Alleanza Verdi e Sinistra, che si rafforza sempre di più nel Paese. Dopo le elezioni europee abbiamo ottenuto un risultato che ha lambito di poco il 7%, ma noi contiamo di migliorare. Stiamo, come dire, in tutta Italia registrando un'attenzione molto importante, forte da parte di amministratori, realtà organizzate, anche singoli cittadini rispetto al progetto politico di Alleanza Verdi e Sinistra, e in particolar modo nella componente fondamentale, strategica, che ne ha dato le sue fondamenta insieme a Sinistra Italiana, che è quella di Europa Verde. Quindi questo è un percorso estremamente importante che qui nel Veneto, diciamo, registra un passaggio fondamentale con la tua presenza, Andrea. Le nostre strade più di una volta si sono incrociate, ma diciamo che c'è un comune denominatore che sono le battaglie culturali e politiche che abbiamo fatto in questo Paese. Io stamattina, per venire qua, sapendo che al Ministero delle Infrastrutture c'è Matteo Salvini, ho deciso di anticipare di un'ora la mia diciamo, partenza per arrivare puntuale a Venezia Santa Lucia. Nonostante io sono romano, ma ho la famiglia in Trentino, nonostante ciò c'è stato un guasto sulla linea, un guasto elettrico sulla linea tratta Peschiera del Garda e Verona, e il treno ha accumulato 70 minuti di ritardo. Poi io sono andato a vedere, c'era anche un analogo purtroppo guasto sulla linea Roma-Napoli, dove sono stati accumulati oggi 180 minuti. Perché dico questo? Perché questo è un paese che ha bisogno di cambiare totalmente, essere ribaltato dal punto di vista della visione, perché quando si raccontano frottole agli italiani e alle italiane, ovvero che tutto va bene, che così mai era andata così bene, però il paese in realtà vive una vita diversa, cioè la realtà del paese è tutt'altra, e quando si decide di spendere sul ponte sullo stretto di Messina 14 miliardi di euro da parte di un leghista, facendone una campagna campale, sottraendo e praticamente azzerando il Fondo Nazionale sul trasporto rapido di massa, il punto interrogativo, non solo per i guasti, è che questo è il peggior ministro dei trasporti e delle infrastrutture che l'Italia abbia mai avuto, e oggi rinnovo la richiesta che Salvini si dimetta, e sono convinto anche dentro il popolo leghista queste scelte di infrastrutture, di investimenti non siano assolutamente condivise. Perché nel momento in cui si sottraggono risorse a investimenti sulle infrastrutture ferroviarie, questo accade anche e si ripercuote anche nel Veneto, che avrebbe anche un bisogno di riammodernare le linee ferroviarie. Ci sono alcune tratte regionali che ancora vanno a gasolio in questa regione come in altre parti d'Italia. Detto questo, il mio intervento sarà un intervento breve. Noi abbiamo la necessità, io condivido alcune parti, ne sottolineo alcune parti dell'intervento di Andrea, ovvero quella di lavorare molto affinché nel nostro Paese ci sia una legge sullo stop al consumo di suolo. Questa è una regione che ha uno dei più alti indici di consumo di suolo, di cementificazione, ma noi dobbiamo anche però lavorare a costruire una politica che
tenga insieme la giustizia sociale con la giustizia climatica. Se un'autocritica dobbiamo fare è quella di non aver puntato in maniera molto chiara a costruire quello che stiamo lavorando, e su quello anche i consensi e i risultati elettorali ci danno ragione, a costruire un'alleanza in particolar modo con i ceti popolari, i ceti medi, i ceti produttivi, affinché diciamo, la transizione ecologica sia una politica che sia accompagnata anche da investimenti pubblici europei, che non lasci indietro nessuno e che non faccia pagare un prezzo a chi non lo deve pagare, e che è necessario che questa transizione, che è assolutamente necessaria, venga portata avanti, ma anche attraverso ovviamente forti implementazioni dal punto di vista economico degli investimenti pubblici ed europei. Concludo quindi ringraziando Andrea della scelta. Voglio dirlo in maniera molto, avendo una responsabilità nazionale, che questa non è una scelta contro il Partito Democratico. Insomma, non vorrei che qualcuno interpretasse una scelta contro il Partito Democratico da parte della dirigenza nazionale dei Verdi. È una scelta politica che va rispettata principalmente sul piano della sensibilità culturale di Andrea Zanoni da parte di tutti. È chiaro che noi come Alleanza Verdi Sinistra ci sentiamo impegnati a livello nazionale e locale nella costruzione di un programma, ovviamente, nel mandare all'opposizione una destra che è una delle destre più pericolose che esiste in Europa, perché si presenta bene con la faccia bella, ma in realtà sta facendo dei provvedimenti in questo paese che sono provvedimenti veramente molto aggressivi sui diritti delle persone, raccontano bugie a partire dalla pressione fiscale. L'Istat ha certificato pochi giorni fa che la pressione fiscale in Italia è aumentata al 40,5%, nonostante quello che ci abbiano raccontato. C'è un problema molto serio sulla sanità pubblica in Italia, perché 4 milioni e mezzo di persone non si curano, di cui 2 milioni e mezzo non si curano perché non hanno i soldi per poter ricorrere alla sanità privata a causa delle liste d'attesa lunghe. Ci sono tantissimi problemi, alcuni li ho accennati all'inizio, e ripeto, non è una scelta contro il Partito Democratico, è una scelta invece che vuole rispettare le sensibilità culturali e politiche che in politica vanno rispettate, in primis quelle di Andrea, che si colloca all'interno di un orizzonte di costruire un'alleanza progressista, solidale, ecologista in questo paese, che possa mandare all'opposizione la destra di Giorgia Meloni, a partire anche da questa regione, dove noi ribadiamo il nostro fermo no al terzo mandato. Ecco, penso di aver detto tutto e ringrazio ancora Andrea. Grazie Angelo Bonelli anche per le puntualizzazioni, grazie Luana Zanella per la presenza e per l'impegno, grazie a tutti voi per la presenza, a tutti e tutte voi, e anche a chi ci ha seguito da casa. Ringrazio anche la presenza del nostro portavoce e collega delle minoranze, delle opposizioni, e soprattutto concludo dicendo e chiedendo sostegno a tutti quelli che ci seguono per questo 2025 di grande impegno, e rinnovo il benvenuto al collega Andrea Zanoni. Grazie.